Presidente, su questo tema ovviamente noi ci siamo spesi molto, ma non negli ultimi mesi, direi comunque negli ultimi 2 anni, quando c'erano problematiche anche legate all'emergenza, emergenza che è continuata anche nel 2022 e che poi si rifletteva su questa problematica, perché è vero che c'è un problema di autisti e di mancanza di autisti. Questo lo sappiamo, vale per molti settori, poi dirò qualcosa anche sul perché c'è questa mancanza, soprattutto nel trasporto pubblico locale. Però era una mancanza che veniva a essere ancora più importante nel momento in cui molti autisti non potevano lavorare. E quindi c'era la necessità e c'è stata la necessità di rivedere tutto il servizio pubblico con tagli delle corse, inevitabilmente, cercare di portare appunto quella disponibilità degli autisti che c'erano negli orari più importanti. Ora, tavoli ne abbiamo visti anche settimana scorsa nascere. Io credo che non si possa dire che un tavolo tecnico in cui si coinvolgono gli enti locali e la rappresentanza dei cittadini sia inutile. Questo è un messaggio che non vorrei che passasse in quest'Aula. Si può dire di tutto, ma tranne che un tavolo tecnico con i nostri comuni e le rappresentanze dei cittadini, dei consumatori, chi volete voi, sia inutile. Allora, o lo sono tutti, perché abbiamo sempre detto che aprire tavoli per insabbiare le cose non serve, oppure hanno una loro utilità, ma ce l'hanno se gli si vuole dare dignità, ovvero se si vuole convocare quei tavoli, se si partecipa a quei tavoli e si sta a sentire anche quello che viene detto a quei tavoli da tutte e due le parti. Quindi, quantomeno stabiliamo se nel caso specifico sia necessario o meno farli. Poi sull'utilità o meno, ripeto, tante volte dipende da come si portano avanti, ovviamente. Io volevo solo approfittare anche di questa mozione sia per ricordare sulla problematica degli autisti che ci sono settori concorrenziali, li chiamo tali anche se non fanno trasporto pubblico locale, che difficoltà di avere gli autisti non ne hanno. Perché poi voi andate a parlare con gli autisti del trasporto pubblico locale e ci dite: scusate, ma chi dovrebbe venire a lavorare qui da noi se prende il 20% in meno di quello che prende facendo un altro tipo di lavoro in cui c'è sempre necessità e ci sarà sempre più necessità? Allora, qui è un tema che tra l'altro ovviamente non riguarda neanche questa amministrazione, perché parliamo di contratti nazionali, quindi parliamo di altre problematiche che dovrebbero essere affrontate altrove, ma che sono 10-20 anni che non si vuole mai affrontare. Ora, a prescindere da chi doveva farlo o meno, magari è il caso di iniziare a vedere quello che è il vero problema del perché di quelle patenti che noi abbiamo anche in qualche modo contribuito a conseguire, quante persone sono entrate poi nel TPL e quante hanno scelto altri lavori. Forse dovremmo chiederci questo principalmente, o forse dovremmo iniziare a dire: prendi la patente e vai a fare il trasporto pubblico locale, se vuoi i soldi della regione. Non so se sia possibile fare, ma credo che potremmo anche ragionare su questo, visto che abbiamo una necessità di servizio pubblico. È un servizio pubblico che viene a mancare e limitare un servizio pubblico non sarebbe neanche normativamente possibile, che è il motivo per cui siamo intervenuti anche nei mesi passati, ma fino a poche settimane fa, laddove le società non dichiaravano nemmeno quelli che erano i tagli delle corse sui loro siti internet, dicevano va tutto bene. Poi c'erano i cittadini che erano fermi alle fermate dell'autobus, dovevano aspettare mezz'ora, 40 minuti, l'autobus successivo a quello che veniva cancellato, e la prima cosa che facevano quei cittadini era prendersela con gli autisti
e che spesso e volentieri sono stati anche oggetto di aggressioni e non solo verbali. E allora anche questo è un tema, perché è successo. No, ma anche 2 settimane fa, si deve vedere, anche poco fa. Tant'è che noi avevamo fatto un ragionamento anche con l'assessore Pizzimenti in assestamento di bilancio, prevedendo uno stanziamento di risorse anche per venire incontro a quelle che erano le esigenze di sicurezza degli stessi operatori del settore. Ci è stato detto che non c'era bisogno, 10 giorni dopo l'assessore ha incontrato i sindacati e ha iniziato a capire che forse c'era bisogno. Però siamo a ottobre, siamo nello stesso bisogno di luglio e ancora non abbiamo fatto fronte a questo. Chiudo, Presidente, solo con una richiesta, perché anche sui rapporti ovviamente tra azienda e personale, spesso e volentieri le aziende si difendono dicendo che aspettano ancora i soldi dal governo per i rimborsi dell'emergenza Covid. Allora, a me risulta, guardando il bilancio di questa regione, che il governo italiano ha stanziato 24 milioni di euro che dovrebbero essere destinate alle imprese. Di quei soldi ne sono stati impegnati 8. Ecco, gli altri 16 che fine fanno? Perché non vengono dati alle imprese? Non sono dovuti? Sono stati fatti dei ricalcoli? Sono stati fatti dei ragionamenti diversi? C'è un problema? Non sono stati richiesti? Non glieli diamo noi? Magari se facciamo chiarezza su questo, credo che qualcuno anche che ci sta seguendo possa essere interessato a capire perché da Roma sono arrivati 24 milioni di euro, alle nostre imprese ne sono stati destinati al momento. Io leggo pagato, era il 26 settembre, posso aggiornare se c'è qualcosa da aggiornare, 8 milioni di euro. Grazie Presidente.